Scatole di attrezzi, un divano, bottiglie di birra, 2 fette di salame, un po' di pane e tutta una vita impacchettata in un gazebo di fortuna, installato alla buona in un parco pubblico nel quartiere Torre di Padova. È tutta qui l'esistenza di Rossano, che a 47 anni si è trovato senza una casa e senza alcuna prospettiva. Lui ci ha chiesto di non riprenderlo e di non registrare la sua voce, ma ci ha raccontato parecchie cose della sua vita, a partire dal fatto che non lavora da 10 anni e che non riesce proprio a trovare un'occupazione. Fra le sue cose spunta una cartellina con un progetto grafico di una camera da letto che, dice Rossano, vorrebbe realizzare per un'azienda interessata o per qualche privato che voglia rifarsi la zona notte. Qualche anno fa è rimasto solo quando l'anziana madre è mancata. L'unico fratello è uscito da tempo dalla sua vita e ora lui è solo con le sue cose e con l'unico tetto di un gazebo di tela e metallo sopra la testa. Questa situazione è stata portata all'attenzione del web dal consigliere comunale padovano della Lega Alain Luciani, ma per capire cosa passa veramente nella testa di un uomo che decide di vivere in un gazebo, bisogna andare lì, parlarci, chiedere perché. Bastano un paio di domande per capire anche che quest'uomo ha avuto i suoi guai con la legge, non lo nasconde né lo nega. Questo cambia qualcosa? Forse sì, forse no, fate voi. Per noi questa resta una storia come tante, viene da dire, dopo tutti questi anni di crisi che sta falciando anche la ricchezza del nord-est. Una storia che non presenta molte vie di uscita. Datemi un lavoro, datemi una possibilità, chiede Rossano a chiunque possa rispondere al suo appello. Questa è la sua storia, racchiusa in un cumulo di pacchi e scatole in un gazebo sul verde di un prato pubblico. Noi ve l'abbiamo raccontata, come tutte le storie di questo nord-est che passano davanti alle nostre telecamere.